autorità civili, chiamate via riposo. Autorità civili, militari e religiose, gentili ospiti, uomini e donne della Brigata Sassari, rivolgo a tutti voi il mio più caloroso saluto, unitamente a quello della Forza Armata. Un particolare saluto rivolgo al signor Sindaco della città di Tiro. Thanks very much, Mr. Major of the City of Tiro, for your participation at this ceremony. Monsieur le maire de la ville de Tiro, merci pour votre participation. Sono stato delegato per l'occasione dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Danilo Enrico, del quale porto i saluti e ho accolto, come potete immaginare, questa delega in modo più che favorevole. Per me infatti è un onore essere qui alla cerimonia di saluto al contingente rientrato dall'operazione Leonte 20 in terra libanese in qualità di vecchio comandante della brigata, il 37esimo. Missione iniziata nel 2006 quando alla guida del Dicastero il ministro Parisi, che saluto e ringrazio per essere qui presente oggi, 10 anni fa fu infatti lui a varare questa missione da lui definita in Parlamento durante un dibattito lunga, rischiosa e costosa, ma tuttavia doverosa. È vero, signor Ministro, è lunga, è costosa e soprattutto è grazie ad essa se oggi possiamo governare i rischi per noi e soprattutto per le parti che sono a confronto. Ed ora mi rivolgo a voi, sassarini, che siete i protagonisti della cerimonia di oggi. Dopo le esaltanti esperienze in Bosnia, in Kosovo, in Albania, in Macedonia, in Iraq e in Afghanistan, avete affrontato con coraggio, determinazione e spirito di sacrificio anche questa nuova missione e questa nuova prova. Avete operato con la consapevolezza di avere dalla vostra un'ottima preparazione professionale e l'affetto di tutti gli italiani che vi hanno accompagnato negli oltre 6 mesi di permanenza nel Paese dei Cedri. Avete confermato di essere i degni eredi dei sassarini di un tempo e i custodi di valori universali, quali l'eroismo, la fedeltà, l'amor di patria, che hanno costituito il bagaglio umano e professionale di tutti gli appartenenti a questa meravigliosa unità, dalla sua nascita nel 1915 fino ai nostri giorni, passando attraverso i 2 grandi conflitti mondiali e le missioni di peacekeeping in ambito internazionale. I Dimonios hanno sempre confermato, anche con l'estremo sacrificio della vita, e per questo saluto anche le famiglie delle nostre vittime appartenenti alla brigata, la bontà delle loro indiscutibili doti. I risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti. Avete meritato il plauso delle autorità nazionali e internazionali. Siate sempre così. Fateci onore e fatevi onore. Siete una squadra forte, coesa ed efficace. 6 mesi fa, come ha ricordato il vostro comandante poc'anzi, lasciandovi partire per il Libano, avevo una sola certezza: l'orgoglio e la fierezza che vi contraddistingueva, come dice il nostro inno, per quanto vi apprestavate a fare, per quello che eravate e per quello che rappresentavate. Grazie Dimonios per quello che avete fatto in terra libanese e per come lo avete fatto. Voglio però ringraziare, come ha fatto anche il vostro comandante, le vostre famiglie per la pazienza con cui hanno accettato la vostra lontananza e per l'amore con cui hanno accudito la casa e i figli, consentendovi di lavorare in piena tranquillità. Uomini e donne della Brigata Sassari, la Forza Armata è consapevole di poter contare su di voi in ogni momento e in ogni dove, in patria e nel mondo. Sulla vostra professionalità, sul vostro attaccamento al dovere, sul vostro senso di responsabilità ci conta e ci contiamo tutti, io per primo. Grazie ancora e in bocca al lupo. Viva la Brigata Sassari, viva l'esercito italiano, viva l'Italia, forza Paris!
Avverrà ora la benedizione dei reparti della brigata da parte del cappellano militare della brigata Sassari, Don Gianfranco Pilotto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il cammino della ripresa e della ricostruzione non è mai terminato, perché la libertà, la pace, la giustizia sociale sono beni da difendere e promuovere giorno per giorno. Con questa consapevolezza, mentre ringraziamo Dio per la conclusione della missione di pace in Libano, rinnoviamo il nostro impegno per l'affermazione dei diritti dell'uomo e di ogni uomo. Invochiamo Cristo Salvatore su ciascuno di noi, perché ci doni una coscienza vigile nell'adempimento del nostro dovere di cittadini, di cristiani, di militari. Dio Onnipotente, sorgente di speranza e di vita, illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che i cittadini, i governanti, i militari mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il comandante del Comando delle Forze Operative Sud, generale di Corpo d'Armata Luigi Francesco De Leverano, consegnerà ora la Coppa Trofeo Capo di SME ad una squadra del 3° Reggimento Bersaglieri, costituita da personale selezionato ed accuratamente addestrato in concomitanza di numerosi impegni operativi in territorio nazionale e fuori anni, classificatasi terza alle manifestazioni recentemente conclusesi. Tale manifestazione sportiva, giunta alla sua terza edizione, organizzata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, ha riguardato militari di ogni ordine e grado, che provenienti da diversi enti e reparti dell'Esercito hanno gareggiato tra loro in una serie di competizioni, comprendenti discipline sportivo-militari, atte ad accrescere la coesione tra le unità dell'Esercito ed esaltare le capacità fisiche e la preparazione tecnica specifica del personale appartenente alla Forza Armata. Ritira la Coppa il comandante del 3° Reggimento Bersaglieri, colonnello Massimo Pecchinotto.